Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Caltanissetta, corruzione al CEFPAS, il centro di formazione del personale sanitario. La procura chiede l'arresto del deputato regionale Gallo Afflitto. Altre 7 le richieste di custodia cautelare. La regione ha nominato commissario Gianluigi Amico. L'inchiesta ha per nome Corte dei Miracoli. Taormina, 2 fermati per tentato omicidio tra i giovani catanesi e messinesi in lite fra loro all'origine della tentata strage con l'auto lanciata contro chi usciva da una discoteca. Il sindaco De Luca scrive alla Meloni per il problema sicurezza. Uno sparo nella notte a Catania, una violenta lite nel quartiere San Cristoforo è culminata con l'esplosione di un colpo di pistola. Non risultano feriti, forse un avvertimento criminale. A Gela, emergenza sanitaria quotidiana, al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, super lavoro per i 2 soli medici in servizio sui 14 previsti. Mediterraneo sempre più tropicale, nel mare di Punta Secca individuato il pesce scorpione occidentale, originario dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso. Bagnanti spaventati, ma nessun pericolo. In caso di contatto basta lavare la pelle con l'acqua calda. Danno dell'anno da Elton John a Robbie Williams, da Adele a Katy Perry e Kylie Minogue. Calcio Pelligra traccia la strada, ieri per la prima volta riaperti per la stampa i cancelli di Torre del Grifo. Il presidente adesso lascerà la Sicilia mentre la società deve lavorare per costruire la nuova stagione. Le 2 campionesse catanesi, Alberta Santuccio vince il titolo italiano nella spada, sconfiggendo in finale la concittadina Rossella Fiammingo. 2 atlete entrate ormai nella storia della scherma italiana. Bentrovati. Caltanissetta, corruzione al CEFPAS, il centro di formazione del personale sanitario. Richiesto l'arresto per 8 delle 12 persone indagate. C'è anche il deputato regionale Gallo Afflitto. La regione ha nominato Gianluigi Amico commissario straordinario del CEFPAS. Rita Cinardi. Incarichi alla moglie di un deputato regionale, appalti, consulenze, accordi tra enti pubblici e presunti favori politici. E questo è il cuore dell'operazione Corte dei Miracoli, la maxi inchiesta della Procura di Caltanissetta che scuote il centro di formazione del servizio sanitario e per la quale sono state chieste misure cautelari per 8 persone. Il carcere per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, per l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo e per il funzionario del CEFPAS Gioacchino Pontillo. Arresti domiciliari per il direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e per Maria Luisa Zoda, per il medico in quiescenza Salvatore Enrico Giambelluca, per il rappresentante della SICE Pietro Tirone e per il funzionario regionale in pensione Vincenzo Reitano. Al centro dell'indagine ci sarebbe una presunta gestione dell'ente di formazione sanitaria regionale piegata agli interessi politici ed economici del deputato regionale. Tra gli episodi contestati figurano 4 incarichi di consulenza e un contratto assegnati alla moglie del parlamentare, la firma di un accordo quadro tra CEFPAS e ASP di Agrigento che avrebbe consentito il suo trasferimento lavorativo, presunti favoritismi negli appalti, incarichi assegnati a soggetti indicati all'esponente politico e perfino la vicenda relativa alla realizzazione di una biblioteca digitale. L'indagine avviata nel giugno del 2023 ha portato alle perquisizioni delegate alla Procura ed eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato. Adesso saranno gli interrogatori preventivi davanti al GIP a precedere l'eventuale decisione sulle misure richieste dai magistrati. Attualità politica e scontro sul ritorno della italo-belga nella gestione della spiaggia di Mondello. Il deputato di controcorrente Lavardera accusa Schifani di avere mentito e diffonde una telefonata del presidente della regione con un dirigente richiamato per la scelta di revocare la concessione alla società, appunto. Ricostruzioni fantasiose, secondo il governatore. Manlio Viola.
Schifani ha mentito ai siciliani dicendo pubblicamente che voleva togliere la italo-belga dalla spiaggia, salvo poi richiamare il dirigente che voleva applicare così la legge. Lo sostiene Ismaele Lavardera, che a sostegno della sua affermazione ha pubblicato sui social la registrazione di una telefonata con il dirigente del settore Rino Beringheli, che ha firmato il provvedimento di decadenza oggi sospeso dal CGA. Una telefonata registrata all'insaputa del dirigente, nella quale il direttore di Territorio e Ambiente racconta di essere stato richiamato per la scelta di revocare la concessione alla italo-belga. Lavardera ricostruisce la vicenda e quell'incontro e parla di una chiara spaccatura fra il governatore Schifani e il suo assessore Giussi Savarino e di ingerenza nei confronti del dirigente. Poi lancia la minaccia di incatenarsi se per ritorsione politica verrà rimosso Beringheli. Ma sia il presidente della regione siciliana Renato Schifani che l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino parlano invece di ricostruzioni fantasiose e speculazioni politiche. L'incontro richiamato è effettivamente avvenuto a Palazzo d'Orleans ed erano presenti, oltre al presidente della regione e all'assessore, proprio il dirigente Calogero Beringheli, ma solo dopo che il decreto di decadenza era già stato firmato e notificato alla società. Mai alcuna ingerenza sulle scelte degli assessori, dice Schifani, di cui mi fido e conosco bene la separazione tra indirizzo politico e attività amministrativa. La cronaca a Taormina ha fermati 2 giovani con l'accusa di tentato omicidio per la rissa della notte fra il 1° e il 2 giugno. Il sindaco De Luca ha scritto alla Meloni per il problema sicurezza. Francesco Triolo. Ci sono 2 fermati per la rissa scoppiata la notte tra l'1 e il 2 giugno a Taormina all'esterno della discoteca Ipanema. Si tratta di 2 giovani messinesi di 24 e 25 anni che sono stati identificati dagli agenti della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina dopo la visione dei video diffusi sui social network e delle tante telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per entrambi la procura di Messina ha disposto lo stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio aggravato ai danni di altri giovani. Gli inquirenti hanno analizzato i video nei quali si vedeva una station wagon oscura effettuare manovre repentine per poi dirigersi ad alta velocità verso alcuni pedoni. Dalle indagini, rese difficili dalla reticenza di tanti presenti sul luogo al momento della rissa, sarebbe emerso come la lite sarebbe scoppiata all'esterno della discoteca per futili motivi tra un gruppo di giovani residenti in provincia di Catania ed alcuni messinesi. Sul fermo dei 2 giovani adesso dovrà decidere il GIP del Tribunale di Messina e sulla vicenda il sindaco di Taormina Cateno De Luca non vuole che l'episodio venga sottovalutato alle porte di una stagione turistica che vedrà tante serate di movida ancora, così ha chiesto un intervento immediato al governo sul fronte della sicurezza, scrivendo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e sollecitando misure urgenti per contrastare gli episodi di violenza nelle aree della movida. De Luca ha chiesto la convocazione di un tavolo con il governo coinvolgendo anche l'Associazione Nazionale dei Comuni per individuare nuovi strumenti di prevenzione e controllo con un sistema interforze che possa rappresentare un deterrente per risse e malamovida. Tra le proposte sul tavolo anche l'estensione degli obblighi di vigilanza e sicurezza ai gestori dei locali nelle aree immediatamente esterne alle attività, luoghi dove spesso si verificano le situazioni più critiche. Di nuovo spari nella notte a Catania. Una violenta lite nel quartiere San Cristoforo è culminata con l'esplosione di un colpo di pistola. Sul posto la polizia scientifica e la squadra mobile, i particolari con Adelaide Barbagallo. Prima la lite furiosa, poi il fragore di un'arma da fuoco. Si torna a sparare a Catania in una notte che riaccende i riflettori sulla criminalità cittadina. Nel cuore di San Cristoforo, uno dei più antichi quartieri di Catania, in questo reticolo di stradine si è tornato a sparare. Sono le 3:30 quando al 112, al centro unico di emergenza, arriva la segnalazione che qualcosa in strada sta accadendo. Voci concitate, urla e poi netto il fragore di uno sparo. Una volante della questura interviene in via Belfiore, ma quando i poliziotti arrivano non trovano nessuno. Tutti si sono dileguati. A terra notano però all'incrocio con via Barcellona un bossolo calibro 7,62 e chiedono l'intervento della polizia scientifica. Nessuna traccia di sangue e non risultano feriti. Forse un avvertimento, l'ennesima dimostrazione di forza criminale in uno dei quartieri più difficili di Catania. L'ultimo episodio analogo risale allo scorso 29 maggio in via Palermo, vicino all'ospedale Garibaldi. Belsito, una comunità intera si è stretta ieri sera attorno alla famiglia di Alessandra Bruno, la donna di 49 anni uccisa nei giorni scorsi dal marito. Nella frazione di Mister Bianco centinaia di persone hanno preso parte alla fiaccolata in suo ricordo. Desiree Ferlito.
Coraggio. È il dolore inconsolabile di una mamma su cui si regge il peso di una tragedia enorme e che adesso dovrà occuparsi dei nipoti rimasti soli. A Belsito, frazione di Mister Bianco, centinaia di persone si sono strette ieri sera al dolore della famiglia di Alessandra Bruno con una fiaccolata di preghiera, vittima dell'ennesimo femminicidio che ha spezzato la sua vita a soli 49 anni. Era una santa, era una capa famiglia, una capa di tutti, era una cosa propria, era proprio il penno della famiglia su tutto. 4 figli e una vita fatta di affetti, sacrifici, progetti, amici e una comunità che ancora fatica a comprendere. Una mamma dedicata alla famiglia, amava i figli, li accudiva in tutto e per tutto. Una buona donna, che dire, tutto il bene possibile di questa ragazza, perché per me era una ragazza, l'ho vista crescere, il mio nipote. Bravissima persona, niente da dire. Chiedo perdono a Dio per non aver fatto come singoli e come comunità abbastanza per evitare la tragedia. Queste le parole pronunciate da Don Roberto Interlandi nella chiesa San Massimiliano Colbe, che ha chiamato a raccolta familiari, parrocchiani, cittadini e fedeli prima di iniziare la fiaccolata che ha ripercorso le vie di Belsito. Fino alla casa della vittima, Via delle Rose, luogo della brutale aggressione, dove il primo cittadino, Marco Corsaro, insieme alla più piccola delle figlie della vittima, ha deposto un mazzo di rose. Le fiaccole si consumano lentamente nel buio di Belsito, restano le lacrime, il dolore, i ricordi. Tra il buio, che si fa sempre più nero, c'è una luce. Alessandra, nell'ultimo gesto di generosità nei confronti della vita, ha donato i suoi organi, un ultimo dono che continuerà a parlare di lei. A Catania è intitolata la piazza ai caduti dei Vigili del Fuoco. Scoperta una targa, l'area risistemata dopo un raid vandalico rivive attraverso la memoria. Tonino De Mana. Nessuno muore sulla terra finché vive nei cuori di chi resta. Con questa premessa è stata scoperta la targa toponomastica nella piazza intitolata ai caduti dei Vigili del Fuoco, non distante dal Tondicello della Playa. Una piazza in passato vandalizzata e dimenticata, ma che ora rivive attraverso il ricordo e soprattutto la memoria. È una piazza molto significativa per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania perché ricorda appunto i colleghi che nell'adempimento del proprio dovere hanno perso la vita e hanno sacrificato quindi la vita per aiutare gli altri. Si è battuto per sollecitare il ripristino della piazza e si batte per le tutele dei lavoratori. Carmelo Barbagallo. Questa piazza deve rimanere, diciamo, nella mente di tutti, perché nessuno deve morire finché rimane nel cuore di chi resta. Questa piazza deve essere intitolata sia ai Vigili del Fuoco che sono morti in servizio, ma anche quelli che sono morti in maniera silenziosa. Lo slargo tra le vie Playa e delle Ondine è stato riconsegnato alla collettività. Ora toccherà alla comunità mantenerlo in ordine, magari pensando al sacrificio dei Vigili del Fuoco. A Gela, emergenza sanitaria quotidiana. Il pronto soccorso del Vittorio Emanuele continua a lavorare con 2 soli medici sui 14 che dovrebbero essere in servizio. Gerry Italia. Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela si regge ormai su un equilibrio sempre più fragile. Secondo la pianta organica, il reparto dovrebbe contare su 14 medici, oltre al direttore dell'unità operativa. Nella realtà però i medici strutturati rimasti in servizio sono soltanto 2, compreso lo stesso direttore. Una situazione che assume contorni ancora più preoccupanti se si considera che altri 2 medici di ruolo sono attualmente assenti per gravi problemi di salute. Eppure il pronto soccorso di Gela non serve soltanto alla città. È il principale presidio di emergenza per un bacino di circa 150.000 abitanti, provenienti anche da numerosi comuni del comprensorio. Ogni giorno affronta centinaia di accessi, spesso in condizioni operative estremamente difficili. Per garantire la copertura dei turni, soprattutto nelle ore notturne, si fa sempre più ricorso a liberi professionisti e giovani medici, molti dei quali alla loro prima esperienza in emergenza-urgenza. Una soluzione tampone che consente di mantenere aperto il servizio, ma che non risolve il problema strutturale della carenza di personale. Da anni si susseguono annunci di potenziamenti e promesse di rafforzamento dell'organico, tuttavia sul fronte operativo i numeri continuano a raccontare una realtà diversa e mentre dal management aziendale e dalla regione non arrivano al momento segnali concreti di inversione di tendenza, cresce il timore che la crisi del pronto soccorso possa trasformarsi in una questione che va oltre l'organizzazione sanitaria, investendo direttamente il diritto dei cittadini ad accedere a cure tempestive e sicure.
Adesso a Trapani per lo scandalo dei referti istologici in clamoroso ritardo nell'azienda sanitaria. Dopo l'incidente probatorio il giudice trasmetterà gli atti al pubblico ministero. Ci sono 19 indagati tra medici, infermieri e assistenti degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Laura Spanò. Il GIP di Trapani Massimo Corleo ha concluso l'incidente probatorio chiesto dalla Procura nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto scandalo dei tumori. Si tratta di 3.000 risultati istologici rimasti non consegnati ai pazienti che nel frattempo rimasero senza le necessarie cure oncologiche. Una vicenda sollevata dalla denuncia a fine 2024 dalla professoressa Maria Cristina Gallo di Mazzara, che attese 8 mesi i risultati istologici. La donna è morta lo scorso anno, ma il GIP ha fatto in tempo a sentirla durante l'incidente probatorio. Sono 19 gli indagati tra medici, infermieri e assistenti degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. L'incidente probatorio è servito a raccogliere gli accertamenti ritenuti irripetibili condotti da 3 specialisti di anatomia patologica. Ora il GIP trasmetterà gli atti al PM Antonella Trainito, che nei prossimi mesi procederà verso la conclusione dell'indagine. La decisione potrebbe arrivare in autunno. Da quanto è emerso, la richiesta di rinvio a giudizio potrebbe vedere esclusi alcuni degli indagati e le contestazioni di reato potrebbero essere inferiori a quelle ora contestate. Questo non ridimensiona però l'indagine. Pesanti le conclusioni dei periti, che nel loro intervento hanno fatto più volte cenno a responsabilità che non possono essere contestate solo agli odierni indagati. Al vaglio della Procura quindi ci sarebbe l'eventualità di fare altre iscrizioni nel registro degli indagati. A Ragusa, nel tratto di mare di Punta Secca, è individuato il pesce scorpione occidentale. È una specie tropicale urticante originaria dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso. Ansia, ma nessun pericolo per i bagnanti. In caso di contatto basta lavare la pelle con l'acqua calda. Veronica Barbarino. Dal Mar Rosso al Mediterraneo si chiama pesce scorpione occidentale ed è uno stretto parente tropicale degli scorfani del nostro mare. Questo è stato ritrovato al largo di Punta Secca, in provincia di Ragusa, a circa 20 metri di profondità. A certificarne ufficialmente la presenza nel nostro mare è stato il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Questa specie di pesce scorpione, ovvero lo Pterois miles, si è diffuso già a partire dal 1991, è stato trovato il primo esemplare presso Haifa e quindi in Israele, perché è passato attraverso il canale di Suez ed è oramai una specie comunissima nel territorio delle acque greche, delle acque turche, e questa specie si sta espandendo e sicuramente questo sarà uno tra i primi che si rinverranno nel nostro litorale, ovvero lungo le coste ragusane. La sua comparsa è il risultato di una migrazione di specie dall'Oriente a noi, favorita dal riscaldamento delle acque. Vive in acque abbastanza profonde e poi vivono in prossimità dei fondali rocciosi. Non aggredisce l'uomo, è vero una specie velenosa, però si è visto che non è mortale. In caso di contatto, immergere subito la parte colpita in acqua molto calda per 30-45 minuti, così da attenuare il dolore. I ricercatori invitano bagnanti e subacquei a non toccare mai l'animale e a segnalare tempestivamente ogni avvistamento alla Guardia Costiera o direttamente al Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. La festa siciliana di Dua Lipa e Callum Turner, freschi sposi a Londra. A Palermo e Bagheria fervono i preparativi, strade chiuse, bocche cuciti antipaparazzi. Sono tanti gli ospiti VIP in arrivo per questi festeggiamenti speciali, da Elton John a Robbie Williams, da Adele a Katy Perry a Kylie Minogue. Servizio di Marco Gullà. Callum Turner festeggeranno le nozze in grande stile in Sicilia. Ieri la coppia è già arrivata a Palermo. Il primo appuntamento è previsto nel capoluogo siciliano, alla Galleria d'Arte Moderna, che domani pomeriggio sarà chiusa al pubblico dalle 14 per consentire una visita privata della coppia insieme a oltre 200 invitati. L'evento
L'evento principale però sarà sabato a Villa Valguarnera Bagheria, una location da sogno. Tanti i VIP attesi, da Elton John a Robbie Williams, da Adele a Katy Perry e Kylie Minogue. Limitazioni alla circolazione, divieti per larga parte delle strade, transenne, un matrimonio sigillato. Oltre agli accordi di riservatezza con penali da migliaia di euro fatti firmare a tutte le maestranze coinvolte nelle celebrazioni, ai curiosi che hanno affollato la zona antistante Villa Valguarnera è stato vietato di scattare fotografie e registrare video anche durante la semplice fase dei preparativi. Adesso comincia la nostra pausa per il calcio, il Catania che si concentra sull'avvio di stagione e poi le 2 catanesi migliori spadiste italiane. State con noi. Calcio con la giornata importante rappresentata dalla riapertura di Torre del Grifo alla stampa in attesa che ritorni definitivamente a essere la casa del Catania, ci si concentra sull'avvio della stagione. Lunedì consiglio di amministrazione. Marco Carli. È stata la settimana di Pelligra. In attesa di averne sul campo, il Catania sventola il più bel risultato della sua stagione, quello della riacquisizione di Torre del Grifo. Il presidente, dopo la nota di lunedì e la riapertura alla stampa del centro alle pendici dell'Etna, in cui ha fatto da cicerone, riparte. Tornerà a luglio, confidando che la macchina per il prossimo anno sportivo si sia messa in moto nel modo giusto. Noi abbiamo sicuramente un'esperienza di 3 anni in questa categoria. Abbiamo giocato contro molti dei club in questi anni che affronteremo nella prossima stagione. Riguardo allenatore, anche il direttore sportivo ancora non abbiamo preso la decisione finale, però c'è un team tecnico all'interno della società e ovviamente un consiglio di amministrazione che si prenderà la briga di decidere. Le persone che sono all'interno del club, ma anche comunque i calciatori, molti di essi hanno comunque esperienza che deriva dalle ultime stagioni passate insieme, quindi sarebbe non corrispondente a verità dire che iniziamo da zero, perché comunque le basi ci sono, ma chiaramente rinforzeremo la squadra. Il consiglio di amministrazione di lunedì darà l'input verso la nuova stagione, mentre sul fronte direttore sportivo il nome resta quello di Varrà. E come allenatore Caserta torna in auge con Biancolino e un po' più defilato De Giorgio. A Torre del Grifo Pelligra confida che il Catania ci entri già per il ritiro. Intanto gli spogliatoi riprendono vita, così come le aree a verde dopo anni di fermo. Intanto ciò che servirà per la prima squadra, poi il resto, compreso lo studio per i pannelli fotovoltaici nel parcheggio che rappresenterebbero anche una transizione green del centro sportivo. 2 catanesi sono le migliori spadiste italiane. A Roma Alberta Santuccio ha vinto il titolo nazionale sconfiggendo in finale Rossella Fiammingo. Servizio di Marco Carli. 2 campionesse, 2 medaglie d'oro olimpiche, 2 catanesi e sullo sfondo Roma, vista dalla terrazza del Pincio. La finale di spada femminile fra Alberta Santuccio e Rossella Fiammingo per la conquista del titolo nazionale ha riservato questo scenario e la soddisfazione di vedere quanto la scherma che nasce dalla Sicilia sia sempre sulla cresta dell'onda. Santuccio, che sta attraversando il momento migliore della sua carriera, si è imposta 15-5 con un punteggio che è diventato netto nella terza frazione dopo che le prime 2 si erano chiuse sul 6-5. La Sicilia festeggia anche il terzo posto di Buzzacchino fra gli uomini e 2 amiche che solo in pedana diventano avversarie. Un po' mi spaventa sentirmi la favorita, quindi faccio finta di non saperlo. Avevo sicuramente delle aspettative per questa gara, sto tirando bene, l'ho dimostrato quest'anno, lo dedico ovviamente come sempre alla mia famiglia che mi segue e mi sostiene, lo dedico anche a me questo primo titolo italiano perché me lo sono meritato. Ha ragione, complimenti davvero. Grazie a voi per essere stati con noi. Appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.